60 anni dopo la tragedia del Vajont, che ha causato la morte di quasi 2000 persone, una delegazione della provincia di Belluno è stata ricevuta da Papa Francesco. Quella di oggi è stata una giornata indimenticabile, per me personalmente, ma soprattutto per la comunità dei superstiti del Vajont, che hanno potuto ascoltare, incontrare e dare la mano al Papa, portando loro anche alcuni doni. Ma soprattutto è stata una giornata che ci ha aperto il cuore nell'ascoltare le parole del Papa, che ha parlato del Vajont, del dopo Vajont, paragonandolo ad un'ondata di speranza, quella forza che la nostra comunità ha avuto di reagire per rinascere e per ritrovare una Longarone nuova. Il pontefice ha denunciato l'avidità come causa della tragedia, affermando che la logica del profitto è stata anteposta alla cura dell'uomo e dell'ambiente. È stato un grande momento per tutta la comunità superstite, di grande e forte emozione, per il quale ringraziamo sentitamente l'amministrazione comunale di Longarone e la diocesi per essersi interessate e per averlo reso possibile. Incontrare il Papa e le parole del Papa sono state veramente un momento di grande intensità e sulle quali sarà necessario riflettere per il messaggio di speranza e di apertura verso il futuro che ha voluto dare con il suo saluto. Oggi siamo stati da Papa Francesco, dove ha dato la sua benedizione pensando alla nostra memoria che portiamo avanti, quindi spronandoci di ricordare questa memoria che è sempre un presente, che non passerà mai di moda, e soprattutto pensando che la vita non è mai terminata ed è soprattutto sopra di ogni altra cosa. Quindi per non succeda più questo, bisogna creare una coscienza nelle persone che possano creare qualcosa per l'ambiente, per se stessi, per la brambosia di soldi o di denaro, per far sì, per voler bene alla gente. Quindi bisogna ricordare per non dimenticare. Il Papa ha elogiato l'importanza della fraternità, sottolineando che mentre l'avidità distrugge, la fraternità costruisce. Tante sono state le emozioni, ma un grazie va al nostro Vescovo che ha contribuito a organizzare questa giornata. Il Vajont deve ancora insegnare. Questo 2023 e questo inizio del 2024 abbiamo concluso un lungo percorso di iniziative, di momenti di riflessione per una tragedia che ha toccato veramente le corde di tantissime persone. Quindi il mio grazie va veramente a tutti coloro i quali hanno permesso di far riportare all'attenzione mediatica questa nostra storia, soprattutto questa storia che deve lasciare un insegnamento ai giovani, e il prossimo progetto è proprio dedicato a loro. A fine aprile un centinaio di giovani da tutta Italia raggiungeranno Longarone per visitare i luoghi della memoria, per partecipare a convegni, momenti di riflessione, per far sì che questa storia diventi patrimonio di memoria per tutti. A tutti noi che eravamo lì, quindi ai superstiti, familiari, a tutte le persone che ci hanno accompagnato, ha detto un grazie di cuore. È strano questo che il Papa ci dica grazie addirittura anche ai superstiti. Gliel'ha detto perché il Papa riconosce che è stato creato del bene in questi 60 anni qui. Lui l'ha detto: voi siete un'onda di vita rispetto all'onda distruttrice dell'acqua. E poi ha fatto un passo ulteriore, questo mi sorprende molto. Questa onda di vita è l'onda della fraternità. E poi un terzo passaggio, ricordando che siamo anche in un anniversario, 800 anni da Francesco che scrive il Cantico delle Creature, Laudato Si, e in quel cantico il Papa ha riconosciuto anche un po' quello che è il nostro specifico nelle terre lungo il Piave, nel Longaronese, ma nel Bellunese, nell'alta montagna, quello di ricreare un rapporto di armonia, di contemplazione, ha detto lui, nei confronti del creato.